Buongiorno carissimi amici e buon inizio settimana, bentrovati con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave in Blu. Oggi siamo a lunedì 1 marzo e a farvi compagnia ci sono io, Martina Reolon. Insieme andremo a leggere alcuni dei principali titoli che la fanno da padrone sui quotidiani locali. Partiamo con il Gazzettino e andiamo subito alla prima pagina dell'edizione di Belluno. Il titolone è dedicato al tema alberghi, hotel, gli investitori scelgono Cortina. Nello studio di Hotel Expert tra 60 catene è emerso che la Conca Pezzana ha aumentato il suo appeal. La presidente Roberta Alverà, l'effetto dei mondiali delle Olimpiadi 2026 sta trascinando il nostro paese. Di questi tempi le località alpine diventano preziose per chi investe negli hotel con le città d'arte bloccate, questo è un mercato in continua crescita. E questo è quanto emerso nella tavola rotonda organizzata da Hotel Expert, che è leader nel mercato della consulenza per i settori di strutture ricettive e turismo. La società internazionale ha radunato oltre 60 importanti stakeholder. Il nome di Cortina è emerso come esempio positivo di località alpina che ha saputo mantenere il proprio appeal, ma anche richiamare investitori grazie ai mondiali e alle Olimpiadi. Questo si legge nell'anticipo dell'articolo, poi andremo a leggere più nel dettaglio di cosa si tratta l'articolo di Giuditta Bolzonello. D'altra parte c'è un altro lancio sempre in prima che riguarda in questo caso la crisi nera dello sci, come si legge nel titolo, gli impianti chiusi e danni ingenti. Minella, presidente dell'ANEF, sottolinea: se non riapriamo rischiano il posto più di 600 persone. Il fatturato medio di una stagione invernale degli impianti di risalita della provincia di Belluno vale circa 60 milioni di euro e a quest'anno siamo a zero, sentenzia Renzo Minella, che è responsabile veneto di ANEF, l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari. A parlare e a certificare la crisi nera del settore sono i numeri. Si parla di circa 600 persone coinvolte in maniera diretta o indiretta sugli impianti di risalita bellunesi, 1.000.000 in Veneto, anche loro a fatturato zero. Ricordiamo che la chiusura degli impianti è prorogata in questo momento fino al 5 di marzo, ma con il nuovo DPCM che sarà operativo dal 6 di marzo probabilmente questa chiusura andrà oltre e andremo poi a leggere anche questo articolo di Giovanni Santin. Per quanto riguarda la pandemia, il bollettino Covid, i contagi sono 666, ieri in ospedale un altro morto, si continua a morire per Covid, deceduta una paziente di 85 anni, si legge nel lancio, andremo poi a leggere anche l'articolo. La foto di copertina è dedicata allo sport, in questo caso al calcio di Serie D. Disastro Feltre, il derby è del Belluno, si legge nel lancio. Mucchio selvaggio nella festa di fine partita del Belluno, che ha vinto per 2-1 il derby giocato allo stadio polisportivo. Il risultato sta stretto ai gialloblu, in svantaggio dopo 6 minuti per il gol di Benedetti. La rimonta con le reti di Masoc e Pedgi, c'è poi l'approfondimento a cura di Dinca e Mammani. E ancora ieri c'è stato l'assalto alla montagna con la bella giornata, il rientro dai monti in colonna come sempre. L'assalto alla montagna c'è stato anche in questo weekend, ma senza assembramenti, stando almeno a un primo risultato dei controlli. Quelle che non sono invece mancate sono state le code in auto, soprattutto sulla Lemagna. E poi ancora l'emergenza, zone rosse localizzate, i sindaci si dividono. L'istituzione di microzone rosse sul territorio, la proposta del sindaco di Belluno Jacopo Massaro divide i colleghi del bellunese. Andiamo proprio subito a leggere l'articolo di Alessia Trentin, che è a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. Ecco il titolo, appunto: microzone rosse contro l'epidemia, sindaci divisi ma vince il fronte del no. Questa appunto è stata la proposta del sindaco di Belluno Jacopo Massaro, che ha diviso i colleghi del bellunese, e c'è chi dice no, ma anche chi dice perché no, e c'è anche chi accoglie l'ipotesi sottoscrivendola con decisione. Insomma, i primi cittadini non la pensano allo stesso modo e si dividono tra rigoristi e moderati. Massaro ieri dalle pagine del Gazzettino si era detto favorevole a valutare misure di contenimento speciali per il virus, pensando anche all'istituzione di zone rosse in certe parti della provincia. Borgo Valbelluna, guidato da Stefano Cesa, è d'accordo. I dati del suo comune sono stabili da settimane, si aggirano attorno ai 30 positivi. Fino a sabato di questi 3 erano ricoverati. Isolare le zone che mostrano di avere una maggiore presenza del virus è un bene per tutti, secondo lui. E Cesa ha detto: ritengo corretta la proposta del sindaco Massaro perché abbiamo 3 fonti da contrastare: quello dell'avanzata e della diffusione di varianti del
virus che stanno prendendo sempre più piede e che manifestano un'aggressività a volte anche maggiore rispetto al virus di partenza. Poi c'è il fronte dell'andamento del contagio che permane stabile nei numeri ma non si azzera completamente o almeno non tende ad azzerarsi, e infine il fronte dello stato generale della popolazione che è stufa e non ce la fa più a rimanere all'interno delle restrizioni, e l'allentamento dei comportamenti virtuosi e responsabili può facilmente generare delle situazioni pericolose. Poi c'è la posizione presa da Paolo Vendramini, sindaco di Ponte nelle Alpi, che sulla proposta di Massaro è possibilista. Il suo non è un sì alla proposta, al momento i numeri della provincia secondo lui non rendono necessaria una misura del genere, ma ritiene che ci si debba tenere pronti, e infatti dice: i contagi sono stabili, perciò io credo che rispettando le linee guida e mantenendo alta l'attenzione il trend continuerà ad essere questo, dice Vendramini. La proposta di per sé è valida, si può parlarne con l'azienda sanitaria, ma aspetterei di vedere come vanno le prossime settimane, ha detto appunto il sindaco di Ponte nelle Alpi. C'è poi il fronte del no con Giuseppe Casagrande, sindaco di Pieve di Cadore, dove nei giorni scorsi si è innescato un focolaio che è assolutamente contrario. La sua comunità è ligia al rispetto delle regole, assicura: il contagio è ripartito da un singolo paziente e non a causa della rilassatezza delle persone. Insomma, secondo Casagrande, punire tutti non è la strada giusta, è troppo generico chiudere e basta, occorre valutare bene le cause del contagio, dice appunto il sindaco di Pieve di Cadore. Contrario anche il collega della Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, che prima di stoppare il turismo sul territorio e richiudere la popolazione in casa ritiene sia doveroso richiamare tutti al rispetto rigoroso delle regole. L'articolo con le prese di posizione dei sindaci è di Alessia Trentin. E rimanendo sul tema pandemia, andiamo a leggere quelli che sono i dati relativi alla situazione in provincia di Belluno. Ieri è deceduta un 85enne positiva, avanti tutta con i vaccini agli over 80. Si continua a morire di virus. Ieri l'ULSS dava conto del decesso di una donna ricoverata in geriatria Covid a Belluno. Anche i contagi non si fermano, siamo a quota 666 casi in provincia, dei quali 24 registrati in una sola giornata, e restano 8 i pazienti gravissimi in terapia intensiva. E la guerra al virus comunque si continua a combattere. Grande impegno tra sabato e domenica del team vaccinale dell'ULSS Dolomiti a favore delle persone della classe 1941, cioè gli ottantenni. Di questo poi andremo a leggere l'articolo sul Corriere delle Alpi che ha raccolto come è andata la campagna vaccinale nella giornata di ieri, di sabato e di ieri. Torniamo indietro e leggiamo l'articolo con cui il Gazzettino ha deciso di aprire l'edizione di oggi. Hotel e corsa agli investimenti, ora Cortina, effetto mondiali. Il quadro emerso nell'incontro organizzato dalla società PKF, le grandi catene ora puntano sulla Conca, non sulle città d'arte. Quindi sembrerebbero delle buone notizie per il territorio, per gli alberghi di Belluno. Di questi tempi le località alpine diventano preziose per chi investe negli hotel. Con le città d'arte bloccate, questo è un mercato in continua crescita, ed è quanto emerso nella tavola rotonda organizzata dall'Hotel Expert, leader nel mercato della consulenza per i settori di strutture ricettive e turismo. La società ha radunato oltre 60 importanti stakeholder nazionali e internazionali tra gruppi alberghieri, investitori, istituzioni pubbliche e finanziarie ed aziende del settore per tracciare lo scenario dell'ospitalità e degli investimenti in Italia. E il nome di Cortina è emerso come esempio positivo di località alpina che ha saputo mantenere il proprio PIL e richiamare turisti, ma anche investitori. E la notizia è rimbalzata anche sul Sole 24 Ore. Sarà l'effetto dei mondiali di sci da poco conclusi, scrive il Gazzettino, sarà l'appuntamento olimpico del 2026, ma quella che si respira al cospetto delle Tofane è un'aria carica di aspettative e di buoni auspici. E lo dice anche la presidente della locale associazione albergatori, che è Roberta Alverà. Sicuramente l'eco mediatico dei mondiali, ha detto, dei grandi eventi sarà fondamentale per Cortina, che resta la punta di diamante del territorio bellunese. Quando le cose vanno bene da noi la ricaduta c'è lo stesso, e quindi una ricaduta c'è anche poi nelle località vicine. Quanto accaduto in queste settimane è un esempio.
L'articolo poi continua affrontando l'analisi della società leader che dice che in questa fase di mercato sono privilegiate le destinazioni alternative alle grandi città d'arte e l'attenzione degli investitori si concentra su soluzioni in grado di diversificare le fonti di reddito. Il valore degli investimenti nel corso del 2020 in Italia è stato di circa 1 miliardo di euro e per il 21 la stima è di 1,5 miliardi. E appunto grandi gruppi, le grandi catene alberghiere sono già attive a Cortina. Questi gruppi internazionali, afferma Roberta Alvelà, qualificano molto tutta la nostra offerta, sottolinea. Ci sono anche buoni segnali dal punto di vista delle novità, si legge sempre in questo articolo di Giuditta Bolzonello. Dopo il grande successo del ristorante stellato dell'Hotel Ancora, struttura acquistata da Renzo Rosso e curato dal 3 stelle Michelin, per l'estate dovrebbe riaprire l'albergo che insiste sull'isola pedonale. Stesso stile nella tradizione, ma con offerta migliorativa, assicura la presidente degli albergatori. Continuano i lavori a Lampezzo, dove si realizzeranno ben 95 suite di lusso e un centro benessere. Per il 2023 dovrebbero concludersi i lavori. Anche per il San Marco, a ridosso della Basilica Minore dei Santi Filippo e Giacomo, le cose stanno evolvendo e presto sono annunciate novità. In progettazione anche il recupero dell'ex motel Agip, una situazione complessivamente in positiva evoluzione che fa ben sperare. E poi c'è un articolo che riguarda gli investitori russi sul JAU, 70 camere e una piscina. 70 camere, 2 ristoranti, una piscina interna e una esterna, un parcheggio sotterraneo, 100 addetti, 365 giorni di apertura all'anno. Questi numeri che descrivono sinteticamente il piano di recupero dell'ex albergo Endossadira del Passo Jau, che prevederebbe la nascita di un hotel 5 stelle luxury. A monte un investimento da 20 milioni di euro da parte di una società russa e 24.500 metri cubi di volume distribuiti fra 3 edifici con 2 piani fuori terra e tutto il resto sotto. A presentare lo studio di fattibilità alla popolazione sabato sera gli architetti che fanno capo allo studio di fama internazionale Milan Ingegneria, che da 2 anni sta approntando tutte le verifiche del caso per dar vita a un progetto che rispetti al massimo il delicato contesto ambientale e paesaggistico. Appunto c'è stata la presentazione e a ripercorrere le prove di rinascita dell'hotel è stato l'architetto Pollazzone. Questo edificio dei primi anni 70 con 16 camere è chiuso da molti anni. Ciò che vorremmo, ha sottolineato il sindaco di Colle Santa Lucia Paolo Frena, è che questo progetto, che va a inserirsi in un ecosistema fragile e delicato, sia all'insegna dell'equilibrio, sostenibilità e armonia. Quindi investitori russi sul JAU, come si legge nel titolo. E parlando invece degli effetti della pandemia sull'economia bellunese, a pagina 3 del Gazzettino di Belluno si legge in una dichiarazione: sci, stagione persa, ecco il conto salato. Il fatturato medio mancato quest'anno per ogni impianto è di 60 milioni di euro e molti sono stati costretti a licenziare gli operai assunti tra un rinvio e l'altro. In questo articolo di Giovanni Santin si leggono quelle che sono le dichiarazioni di Renzo Minella, che è il responsabile veneto dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari. Il fatturato medio di una stagione invernale degli impianti di risalita della provincia di Belluno è pari a 60 milioni di euro e quest'anno siamo a zero, dice appunto Minella. Circa 600 le persone coinvolte in maniera diretta e indiretta sugli impianti di risalita bellunesi, 1 migliaio in Veneto. Anche a loro fatturato zero, si legge ancora. Per tutti, insomma, la stagione è finita, fatta eccezione per gli impianti sul Faloria. Enrico Ghezze dice: noi saremo gli unici a poter riaprire, come al solito arriveremo a metà maggio perché abbiamo le piste da quota 1800 fino a 2300 metri. Sui continui rinvii dico che ci vogliono far morire una morte lenta, tutti i giorni c'è qualcosa e questa è la 4ª volta ormai che l'apertura viene rimandata. Si legge appunto nell'articolo. Poi c'è anche una testimonianza che arriva dagli impianti del Monte Avena con la voce di Lionello Gorza. L'ultimo decreto vuole semplicemente dire che la stagione è finita, ho accolto la decisione senza sorpresa, ormai eravamo rassegnati. Se avessimo potuto aprire a marzo qualcosina saremmo riusciti a fare, per noi è una perdita importante con un incasso stagionale di circa 200.000 euro. E dopo aver speso circa 3.000 euro per adeguarsi alle diverse disposizioni, Gorza ha lasciato a casa 8 persone impegnate a preparare e aprire i circa 6 chilometri di piste. Queste le testimonianze che arrivano dal territorio.
Andiamo avanti, leggiamo ancora qualche notizia prima di passare al Corriere delle Alpi. Ritorniamo alle pagine dedicate al nord-est, dove ci sono anche degli articoli che si riferiscono al caso della provincia di Belluno. In coda per mare e monti, in 200.000 accalcati sulle spiagge e Alemagna in tilt, si legge in questo articolo che ha firma di Giuseppe Babbo e Olivia Bonetti. Ieri la splendida giornata di sole ha invogliato le persone a muoversi e c'è stato un vero e proprio assalto in montagna durante l'intero weekend, ma senza assembramenti, almeno un primo risultato dei controlli, anche se ieri il bilancio si fermava alla giornata di sabato. Il vero calvario è stato invece quello dei lunghi rientri, incolonnamenti in auto. Dal pomeriggio di ieri gli automobilisti si sono ritrovati intrappolati quasi a passo d'uomo sulla statale 51 d'Alemagna, dove alcuni cantieri hanno complicato ulteriormente la situazione del traffico. Da Caralte al casello dell'autostrada anche oggi 1 ora e 40 minuti, commentava qualcuno rimasto in colonna. Parcheggi pieni a Cortina, Auronzo, ma anche sul Nevegal, il Colle dei Bellunesi che si è ritrovato super affollato, complice la bella giornata di sole. Gli escursionisti arrivavano però da ogni angolo, anche dai 3 punti Creste e dal Visentin. Tantissimi turisti che si sono riversati sui ristoranti e rifugi aperti, raggiungibili con sci alpinismo, ciaspole o anche con semplici ramponcini. Quindi una giornata in cui tantissima gente ha scelto la montagna e si è ripresentato però l'ormai ben conosciuto tristemente problema della viabilità e delle lunghe code sulle strade. Passiamo al Corriere delle Alpi e andiamo a leggere notizie che riguardano anche il piano vaccinale, che vengono appunto affrontate sul quotidiano della provincia di Belluno. Appena si apre, scusate la lentezza, andiamo alla prima. In prima pagina c'è un titolo che è dedicato all'emergenza coronavirus e a una dichiarazione dello scienziato dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, che dice: la variante veneta sfugge ai tamponi rapidi. Lo scienziato dell'Università di Padova individua un nuovo ceppo virale ad alta diffusione, possibile stretta sulle scuole, regioni autorizzate a chiuderle a fronte dell'aumento dei contagi. Andiamo proprio all'interno a leggere queste notizie, ci fermiamo proprio a questa intervista ad Andrea Crisanti, siamo a pagina 5. Crisanti dice: una delle varianti venete del Covid si è molto diffusa perché sfugge ai test rapidi. Lo scienziato dell'Università di Padova, consulente della Sardegna, la prima regione qui è stata riconosciuta la fascia bianca. Il tipo regionale del virus costituisce il 20% delle varianti presenti sul territorio ed è tutto invisibile agli esami antigenici, ha detto appunto Crisanti in questa intervista di Laura Berlinghieri. C'è la mente del modello Vo dietro la promozione della Sardegna in zona bianca ed è Andrea Crisanti, consigliere di Luca Zaia durante la prima ondata, poi rinnegato, il braccio destro scientifico del governatore sardo. Ma mentre la Sardegna si appresta a dire addio o arrivederci alle restrizioni, il Veneto si aggrappa alla zona gialla, consapevole che i dati in aumento potrebbero colorare la regione di arancione dalla settimana prossima. In questo scenario si inseriscono le varianti, con l'allarme che è lanciato dal docente padovano. Si parla appunto della questione delle varianti. Ovviamente in questa intervista ci sono diverse polemiche, visto anche i rapporti non proprio sereni tra Crisanti e Zaia, e parlando delle varianti gli viene fatta a Crisanti una domanda, gli si chiede se un contagio da virus mutato su 5 non viene individuato dai test rapidi, e lui dice che è esattamente così, lo dicono i nostri rilevamenti fino a un paio di settimane fa, sono varianti di un gene usato come bersaglio dei reagenti dei test rapidi. I test antigenici non riconoscono la proteina F, ma solo la proteina M. Tutti i test antigenici sono basati sullo stesso principio: un anticorpo che riconosce la proteina M, se la proteina M è presente dà segnale positivo, ed entra poi nel dettaglio spiegando un pochino, uscendo un po' dal linguaggio tecnico, e parla di una vera e propria mutazione veneta che non viene mai individuata dai test rapidi ma solo dai molecolari. Dato che in Veneto i tamponi rapidi sono usati massicciamente, questa variante, prima occasionale, è aumentata enormemente negli ultimi 2 mesi, rappresentando il 20% di tutte le mutazioni presenti nella regione. In Italia si trova solo in Veneto, dove è aumentata moltissimo, non venendo intercettata. È una delle famose varianti venete che erano state identificate, così si fa circolare gente infetta. Questa variante, dice, non ha ancora un nome.
Un altro articolo parla appunto delle varianti identificate dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Sono 17 le varianti in circolazione, 2 già individuate come esclusivamente regionali. Sono 17 appunto le varianti individuate in Veneto. C'è la variante inglese che rappresenta circa il 18% dei nuovi casi registrati in Veneto e che preoccupa in quanto è più contagiosa del 50% in più rispetto a quella del virus originario. C'è poi la variante brasiliana, di cui sono individuate le prime infezioni tra le province di Padova e Venezia e che preoccupa per la contagiosità maggiore e la sospetta resistenza al vaccino. Ancora ci sono le 2 mutazioni scovate in Francia e in Spagna, che sembra abbia innescato la seconda ondata di contagi in Europa in autunno, e poi lo zooprofilattico nelle settimane scorse aveva già censito 2 varianti venete, quella di cui parla il professor Crisanti nell'intervista a Lato e una delle 2, che è appunto una delle 2. Comunque sia, non sono nel database, si muovono solo entro i confini della nostra regione, eppure loro preoccupano parecchio, come si è letto appunto nell'articolo di Crisanti, in cui si riporta l'intervista a Crisanti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, c'è la notizia, quello che dovrebbe essere un cambio di marcia. Draghi, il Presidente del Consiglio, accentra il piano vaccini, stop al Far West delle regioni, no al coordinatore unico sul modello Arcuri e più poteri alla protezione civile. Salvini intanto insiste sul modello Sputnik, sul vaccino Sputnik. Sui numeri Mario Draghi ha poco da dire. Il piano dei vaccini che il Premier sta definendo assieme ai vertici della protezione civile prevede di moltiplicare le iniezioni che attualmente galleggiano su cifre troppo basse. Chi lavora nella trincea organizzativa dell'emergenza parla di almeno 300.000 al giorno, ma è più un auspicio che altro. E ci sono 2 obiettivi su cui punta il governo Draghi: centralizzare maggiormente il piano a Roma ed evitare il Far West regionale. Per farlo però non dovrebbe ritagliare un ruolo di comando a misura di un solo uomo. L'idea di un coordinatore unico sui vaccini richiesto ieri da Antonio Tajani a norme di Forza Italia non trova sponda a Palazzo Chigi. Draghi non vuole replicare il modello del governo Conte che aveva affidato a Domenico Arcuri uno strapotere nella lotta alla pandemia. Tra qualche giorno infatti il commissario uscirà di scena e potrebbe finire ad occuparsi, in veste di amministratore delegato di Invitalia, della logistica amministrativo-contrattuale che riguarda dosi, forniture e contratti. La somministrazione del siero invece non dovrebbe più riguardarlo. Da fonti di governo si fa notare, tra l'altro, che Arcuri in questi giorni ha le prese con inchiesta sullo scandalo delle false mascherine, di cui si è parlato molto in questi giorni. L'altra parte della strategia portata avanti vede Draghi a confrontarsi sul fronte dell'Unione Europea e riguarda il pressing sulla Commissione affinché spinga le aziende Big Pharma a liberare i brevetti per la produzione domestica e a fermare l'export in caso di accordi non rispettati su dosi e tempi di consegna. Il Premier è intenzionato a frenare quella che considera una forma di arbitraggio consentita dai regolamenti che permettono di dilazionare l'arrivo dei vaccini nel frattempo rivendibili su altri mercati a prezzi maggiorati. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. E per quanto riguarda, passiamo poi a parlare delle scuole. Ci fermiamo un attimo alla somministrazione della prima dose agli ottantenni. In 1500 ieri sfilano a San Martino, completata da 2 giorni di vaccinazioni con il siero Pfizer per i nati nel 1941. Morta intanto, leggevamo prima, una paziente positiva in geriatria e rilevati 24 nuovi casi di contagio. Sono 1500 i nati nel 1941 che tra sabato e domenica hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer al drive-in dell'ospedale San Martino di Belluno. Le operazioni di vaccinazione si sono svolte in modo regolare. Per chi non ha potuto essere presente, ci saranno dei giorni di recupero: il 15 marzo a Tai di Cadore in Piazzale Dolomiti, il 16 marzo ad Agordo e il 17 marzo a Feltre. Il programma vaccinale per gli ultraottantenni proseguirà poi con la classe 1940. Le persone sono state convocate il 14, 15 e 16 marzo nei centri vaccinali di Belluno, Feltre, Tai di Cadore ed Agordo. Sono state inoltre spedite le lettere di invito per la classe 1939, attesa in 4 giornate: 26 marzo a Feltre, 29 marzo a Feltre e Tai di Cadore, il 30 marzo ad Agordo e il 31 e il 1 aprile a Belluno. Dopo la giornata di sabato, che non ha visto decessi di pazienti positivi, ieri è morta una donna di 85 anni. Per quanto riguarda il bollettino epidemiologico, l'articolo è di Stefano De Barba.
E tornando indietro, poi andiamo a leggere quello che riguarda il nuovo direttore generale dell'Ursuno Dolomiti di Belluno. Zaia e la stretta sulle scuole, valuto se serve chiudere. Il presidente avvia la verifica dopo le nuove direttive del CTS inviate ai ministri, il Veneto è in zona gialla e quindi non scatta la chiusura immediata delle aule. Il Veneto in zona gialla è salvo, ma giro di vite sulla scuola non è più un tabù perché da oggi 3 milioni di studenti seguiranno le lezioni da casa dopo le direttive emanate dal CTS e trasmesse al Premier Draghi e ai ministri Bianchi, Speranza e Gelmini. Restano a casa 800.000 bambini degli asili della scuola primaria, 500.000 di alunni delle medie e 1.800.000 studenti delle superiori. Sulla base infatti dei parametri fissati dal Comitato Tecnico Scientifico coordinato dal dottor Agostino Miozio, scuole tutte chiuse nelle zone rosse e dove l'incidenza dei positivi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. Il Veneto è saldamente in zona gialla per l'ottima tenuta delle strutture ospedaliere e quindi non corre alcun pericolo, però c'è un invito alla cautela. Il bollettino di ieri segnala appena 227 nuovi positivi contro la media di 1.300 al giorno e il giro di vite riguarda in primis la Puglia, Campania e la Basilicata. Zaia comunque giovedì scorso ha riproposto la questione. Ho chiesto ufficialmente al governo che il CTS si esprima formalmente e pubblicamente rispetto all'apertura delle scuole. Noi in Veneto non abbiamo aperto le scuole il 7 gennaio e siamo stati definiti quelli con l'anello al naso, ma il crollo dei contagi è stato significativo nelle settimane successive. Siccome la scuola è una realtà sacra, la sublimazione della formazione dei ragazzi, se la guardiamo dal lato epidemiologico, il CTS ci deve dire perché altre forme di aggregazione sono pericolose e questa no. Quindi valuto se serve chiudere, ha detto Zaia a proposito appunto delle scuole, delle nuove indicazioni del CTS per le zone rosse e per quelle zone in cui l'indice di contagio, i contagi salgono sopra un certo livello. E a pagina 9 del Corriere delle Alpi c'è un articolo di Stefano De Barba che parla di quelle che sono le richieste da parte del territorio al nuovo direttore generale dell'Ursuno Dolomiti, Maria Grazia Carraro. Il sindacato pressa su servizi e contratti. L'integrazione da completare tra le ex ULSS di Feltre e Belluno, la contrattazione decentrata da riprendere, il futuro dei servizi territoriali da disegnare. I sindacati della funzione pubblica si presentano con un'agenda già densa di temi all'appuntamento con l'insediamento di Maria Grazia Carraro, da oggi nuovo direttore generale dell'Ursuno Dolomiti dopo la conclusione dell'era Rasi Caldogno. Fatti salvi gli auguri di buon lavoro e l'apprezzamento per la nomina di una DG donna e medico, l'attesa è per una rapida definizione anche della triade, i direttori sanitario, amministrativo e dei servizi sociali, che permette al sindacato di avere interlocutori positivi. L'articolo poi continua con quelle che sono le richieste dei sindacati, gli auspici dei sindacati. Ci sono poi altri interventi, c'è quello di Luigi Pais de Mori, presidente dell'Ordine degli Infermieri, che dice di essere molto contento che sia una donna e un sanitario alla guida dell'azienda sanitaria. E poi c'è anche l'intervento di Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, e di Federpharma con il suo presidente Roberto Grubissa. Chiudiamo per un attimo, anzi per oggi, per questa rassegna, per la rassegna di questa mattina, la questione dei sanitaria del coronavirus e anche della sanità in provincia di Belluno. Andiamo a pagina 18, dove a pagina 18 e 19, che sono pagine dedicate al mondo del teatro, storie bellunesi, il comunale, Sipario giù, la stagione più dura. 2 secoli di spettacoli, il teatro non può mollare, nato per la lirica e riconvertito in cinema, la grande prosa dal 78, il cartellone numero 43 è pronto al debutto, 6 date ad aprile. E c'è questo articolo di Marcella Corrà che ripercorre la storia del teatro comunale di Belluno e anche le difficoltà causate dalla pandemia. C'è poi un articolo che riguarda i progetti della fondazione, porte chiuse, lavori in corso, luci, audio e collegamenti wifi. Il teatro di Belluno è pronto a ripartire dopo un anno di chiusura con l'eccezione di Oltreleveti in autunno. La decisione spetta a Roma e l'indicazione pare chiara. Prevale la linea del ministro Franceschini che preme per una riapertura a fine marzo e finalmente, dicono le centinaia di lavoratori, sembra che la situazione possa sbloccarsi.
Intanto la Fondazione Teatri delle Dolomiti, che gestisce sia il Comunale sia il Museo Fulcis, ha approfittato dei mesi di chiusura per adeguare diversi impianti di scena, luci, suoni e internet, spiega la presidente Tiziana Paganicesa, arrivata alla guida della fondazione appena prima della rassegna Oltre le vette. E poi c'è un articolo dedicato a Tib Teatro. Tib riparte dal maestro Manzi, produzione nata con il lockdown. Labros Mangueras, presidente del Tib, ricorda bene il giorno, poco dopo la prima nazionale dello spettacolo La Nave Dolce a Bari, in cui durante il viaggio di ritorno a Belluno arrivò la telefonata dell'inizio del lockdown. Nel frattempo, in questo anno di Covid, il Tib ha preparato un'altra produzione dedicata ad Alberto Manzi, un personaggio che i più avanti con l'età ricorderanno sicuramente come conduttore della trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi. Era docente e pedagogista e attraverso la televisione e i suoi metodi di insegnamento aiutò 1,5 milioni di italiani a prendere la licenza elementare. Quindi ci sarà la stagione, prenderà il via appunto, il Tib ripartirà con il maestro Manzi, produzione nata durante il lockdown. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, vi aspettiamo domattina puntuali alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave e appena dopo in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Seguiteci, seguite tutte le notizie che vengono pubblicate sul nostro sito www.amicodelpopolo.it e poi di rimbalzo anche sui nostri canali social. Intanto un buon lunedì a tutti, buon inizio settimana, grazie a tutti per l'ascolto e a prestissimo, arrivederci.